Salve a tutti gli ascoltatori di Sì Indipendente. Dico ascoltatori perché ormai Sì Indipendente ha preso l'abitudine buona di fare il podcast ed è diventato anche testata giornalistica, quindi usiamo tutti gli strumenti per veicolare i nostri contenuti. Io sono Cristiano Sabino, chi legge Sì Indipendente magari si è imbattuto in qualche mio articolo. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere come ospite Antonio Mazzeo. Antonio Mazzeo sicuramente è noto anche a tanti sardi che seguono le questioni della lotta, del contrasto all'occupazione militare, alla militarizzazione, perché è un blogger, un autore, un saggista, un attivista, un militante ecopacifista, noto insomma per essere molto puntuale, molto preciso nell'informare la continua e costante militarizzazione ed escalation bellica. Ultimamente ha denunciato per esempio le politiche di riarmo. Con Antonio ci troveremo fra l'altro alla festa Ottolina a Pisa, alla 2 giorni, e ci sarà un'assemblea antimilitarista che vedrà tantissime realtà che in tutto lo Stato italiano si occupano di contrastare l'occupazione militare dei territori, la militarizzazione, l'ideologia della guerra, il riarmo e in generale la guerra come fatto di normalizzazione. La guerra viene normalizzata, ne parlavamo anche prima in fuori onda. Quindi insomma io vorrei fare una chiacchierata con te, Antonio, molto fluida, molto libera. Abbiamo parlato da poco recentemente anche di questione sarda, ma non penso che ci sia bisogno di presentare insomma ai nostri ascoltatori che in realtà vive la Sardegna, perché chi segue Sì Indipendente lo sa già in qualche modo. Però insomma parto chiedendoti intanto cosa ne pensi di questa situazione che si sta vivendo adesso. Poi ovviamente facciamo anche delle focalizzazioni sulla Sardegna, perché la Sardegna, come anche tu stesso spesso hai detto, è uno dei fuochi centrali di questa nuova ondata di militarizzazione, di escalation bellica. Cosa sei preoccupato? Come stai vivendo questa situazione? Dici un po'. Beh, intanto vi ringrazio per l'invito e veramente sai bene, Cristiano, quanto sia solidale e quanto viva con sofferenza la realtà sarda e esattamente quanto la Sardegna abbia pagato, stia pagando e purtroppo pagherà in termini di processi di militarizzazione e quanto questo poi coinvolgano direttamente la società, la cultura, l'occupazione e credo che ormai sia arrivato anche il punto di denunciare come la Sardegna sia anche la prova evidente, il test evidente di come i processi di militarizzazione sono funzionali veramente alla fuga, ad accelerare la fuga, ad accelerare lo spopolamento, ad accelerare esattamente l'allontanamento dalla storia, dal rapporto col territorio. E farebbero bene il resto del paese a conoscere la storia della Sardegna dal punto di vista della militarizzazione, ma anche la storia della Sardegna dal punto di vista delle lotte contro i processi di militarizzazione, perché se è vero che è stato un laboratorio di guerra, è stato ed è un grande laboratorio di lotte sociali, di lotte politiche, di rifiuto delle logiche di guerra. Sì, sono preoccupato, Cristiano. Non solo sono preoccupato, sono arrabbiato, sono state notti insonni, anche perché nell'arco di 5 minuti, e penso che mai si sia verificato con questa velocità, cambiamenti inimmaginabili. Prima ti dicono forse attacchiamo, poi ti dicono, bah sì, attacchiamo, ma attacchiamo da qui a 15 giorni. Poi ti svegli all'alba e scopri che hanno attaccato la notte in cui ti avevano detto che sarebbero passati almeno 15 giorni. E poi ti addormenti terrorizzato perché scopri che c'è un'ulteriore escalation, che ormai ci si lancia missili da qualsiasi parte, non riguarda soltanto Israele e l'Iran, i missili arrivano in Qatar, arrivano in Siria, arrivano in Libano, eccetera. Ti addormenti, ti risvegli la mattina e scopri che è scoppiata la tregua, è scoppiata la pace, quando la sera prima ci si minacciava della guerra totale. Ecco, questo tipo di narrazione fa male ed è estremamente pericolosa perché comunque vada, immagino se non sono soddisfatto che oggi non si sia sparato dopo la tregua, anche se
sia l'Iran che Israele si sono un po' accusati di aver violato. Cioè, son contento, ma attenzione, indipendentemente da come andrà, sicuramente quello che è accaduto in questi giorni ha ulteriormente spostato la popolazione mondiale un metro avanti verso il baratro dell'Olocausto. Comunque vada, indipendentemente se questa tregua verrà tenuta o non verrà tenuta. Ti aggiungo, Cristiano, sono profondamente preoccupato anche della narrazione, della scenografia, della teatralità con cui questa guerra, questi war games, questi giochi di guerra e questi giochi di pace vengono interpretati dagli attori che sono attori criminali, sono attori che violano qualsiasi norme del diritto internazionale, dei diritti umani, eccetera, e che invece poi magari si trasformano in paladini della pace, in apostoli della pace e del dialogo. Penso particolarmente a Mr. Trump. Sono profondamente preoccupato perché questo processo rischia ulteriormente di legittimare la guerra, di legittimare gli strumenti di guerra, di legittimare gli strumenti di morte e convincere la popolazione mondiale che si tratta di un gioco e che in fondo con la guerra ci si può giocare, ci si può tranquillamente convivere e che assolutamente non ci sono rischi e problemi per la sopravvivenza dell'umanità. Per cui andate al mare, tranquilli, divertitevi, godetevi le spiagge sarde, godetevi le spiagge del Salento, non vi preoccupate perché tutto è un war games, è esattamente come stare davanti a un terminale e immaginarsi una guerra spaziale, una Star War, che se anche colpiscono la tua navicella, tu puoi ricominciare il gioco e continuare all'infinito. No, attenzione, perché esattamente il processo di normalizzazione culturale e sociale della guerra è esattamente funzionale a perpetuare questo modello, a legittimare il trasferimento di sempre maggiori risorse finanziarie che vengono sottratte al welfare, che vengono sottratte alla spesa dell'istruzione, della salute, dei trasporti e che vengono destinate a questo processo di riconversione a uso bellico della produzione, dell'economia, della cultura, della scuola, dell'università, dei territori. Ecco, questa è forse la cosa che più mi ha amareggiato, al di là della questione ovviamente di sapere che ulteriormente l'umanità sta mettendo in discussione la possibilità stessa della sua sopravvivenza. Sì, è andata al mare fino a un certo punto, perché poi è notizia di qualche giorno fa che in Sardegna, la famosa esercitazione simulata al computer dei missili russi che avrei sentito sicuramente, che avevano bucato le difese, no, in un attacco simulato a Cagliari, e quindi, ovviamente questo portava poi l'opinione pubblica a insomma essere sempre più disponibile verso il riarmo, lo stanziamento di fondi pubblici, addirittura dei fondi del PNRR che dovevano servire a sostenere la sanità in primo luogo e comunque l'economia dello Stato italiano, delle società italiane, della società italiana, per la ripresa e la resilienza dal Covid, vengono spostati con il voto dei partiti della maggioranza e anche di alcuni partiti della cosiddetta opposizione, come per esempio il PD, vengono spostati per il riarmo. Ecco, però poi chiudo questa mia lunga perifrasi, ma fondamentalmente questo missile invece era vero perché, abbiamo perso, cioè si è perso Si è un pure missile perso. Aster 30, lanciato con i famosi SAMP-T, che sono poi quelli che l'Italia ha fornito all'Ucraina. Ecco, abbiamo perso in mare un missile di più di 4 metri di lunghezza, di costo di 2 milioni di euro, micidiale. Il SAMP-T è un'arma mortale, micidiale, è una delle armi, infatti l'Italia ne ha pochissimi di missili così. Batterie abbiamo. Eh, esatto. Quindi insomma, se andiamo al mare, ma sperando che non ci sia qualche missile inesploso che l'esercito ha perso. Fra l'altro la storia dei missili andati persi o esplosi al di fuori, delle esercitazioni in Sardegna è lunghissima, non inizia certamente con questi missili che dovrebbero essere ad altissima tecnologia chirurgica. Questo per dire, insomma, per prendere un po' il gancio che hai dato sulla normalizzazione della guerra. Ci abbiamo perso un missile, ma non vi preoccupate, è lontano, non è sul bagnasciuga, ecco, è lontano.
Fra l'altro in una esercitazione ne abbiamo anche parlato, insomma marginalmente a un incontro che abbiamo fatto su Ottolinea TV da poco, nel contesto di un'esercitazione, la Joint Stars, che quest'anno ha visto un dispositivo molto interessante dal punto di vista ovviamente, di studio del problema della normalizzazione della guerra, che è la Joint Stars for Charity, di cui abbiamo parlato abbondantemente, anche con Indipendente, che è appunto la normalizzazione della guerra. La guerra non è soltanto normale, ma è anche un'occasione, perché quando c'è la guerra si fanno le esercitazioni, e quando si fanno le esercitazioni magari riesco a curare mio figlio che altrimenti non riesco a curare, perché arrivano i nostri, la cavalleria, in questo caso la Marina Militare, la nave Trieste che ormeggia al porto di Cagliari, allora posso portare mio figlio a farsi un bello screening che altrimenti dovrei aspettare un anno, forse mai, perché i sardi oggi vanno a chiedere una visita e la risposta può essere anche mai, questa visita non c'è, semplicemente, non fra 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni. No, questa visita semplicemente non c'è. Ma magari se scoppia una bella guerra, si fanno delle belle esercitazioni e magari si moltiplicheranno i casi in cui la nave Trieste verrà a soccorrerci e a darci i diritti che normalmente non abbiamo. Quindi, insomma, ho intervistato, ancora deve uscire, sempre per Ottolinea TV, Sara Reginella, che ha scritto un bel libro, Come ti vendo una guerra. Lei ha spiegato bene i dispositivi di come funziona appunto la normalizzazione della guerra. Io penso che siamo dentro un grande fratello incredibile, e dobbiamo creare una comunità resistente. Cosa ne pensi? Assolutamente, perché questo modello è funzionale esattamente allo stato di guerra, che non è una guerra alle porte di casa, è una guerra che ci abbiamo in casa. La Sardegna lo sa benissimo cosa significa avere 2/3 del territorio sotto servitù militari, esattamente una piattaforma del Mediterraneo da cui partono operazioni di guerra e che è soprattutto un laboratorio non soltanto sperimentale dei nuovi sistemi di morte, ma è un laboratorio sperimentale di quella che è la società pensata per il XXI secolo. La stramaggioranza dei progetti, delle armi che si sperimentano in Sardegna nascono da coproduzioni, da progetti che vedono insieme lavorare centri accademici, start-up, centri di ricerca, il complesso militare industriale, grandi, medie e piccole aziende e ovviamente le forze armate, in un modello di sistema che la Sardegna ha esattamente mutuato dal modello israeliano. Israele, questo stato in guerra, questo stato genocida, questo stato dell'apartheid, questo stato che si sente legittimato a violare qualsiasi norma del diritto internazionale, di non firmare i trattati di non proliferazione nucleare, dotarsi di 200 testate nucleari, minacciare il suo uso contro i paesi che invece quel trattato lo hanno firmato. Israele si basa esattamente su un modello che vede operare insieme le università pubbliche e private, gli istituti di ricerca, il mondo accademico, le forze armate, i servizi segreti e tutte quelle aziende che ovviamente operano per la logica del profitto il complesso militare industriale. Beersheba, la città che è stata bombardata stamani prima della tregua dall'ultimo attacco iraniano, proprio è il modello di una città che si è costruita attorno a università, l'Università del Negev, che è l'università dove tra l'altro a Ben Gurion, dove sono stati fatti i primi studi di ricerca scientifica per dotarsi di arma nucleare, e si è costruita una città che è una città militare in cui operano insieme questo modello, forze armate, servizi segreti. Ecco, la Sardegna è il laboratorio sperimentale in cui in Italia si sta tentando di riprodurre questo modello. Ovviamente in cui le popolazioni non contano assolutamente niente, o se devono contare devono accettare ovviamente la trasformazione del loro territorio in questo laboratorio di morte. A questo io credo che avete come sardi esattamente un patrimonio di conoscenza, di lotta, di resistenza, di azione diretta, di disobbedienza civile, di diserzione alla guerra, di cui credo che tantissime realtà di movimento nel resto del paese vi sono profondamente debitrici e grate. Io voglio ricordare il movimento Nomuos
in Sicilia, movimento che si è opposto alla realizzazione di uno dei 4 grandi terminali terrestri del sistema di telecomunicazioni satellitari della Marina Militare statunitense. Se sono partiti gli attacchi, sono partiti perché gli ordini sono transitati da questo sistema di telecomunicazione. Quel movimento che riuscì a ritardare, a bloccare per 4 anni l'installazione di questo sistema di guerra a uso e proprietà esclusiva delle forze armate, ha imparato eh, le modalità di azione esattamente grazie a una relazione, potrei dire, da fratelli e sorelle che si è costruita con alcuni movimenti che in Sardegna, per esempio, ricordo benissimo, si opposero alla trasformazione delle coste sarde in una grande selva di radar antimigranti, che Il guarda movimento no caso, radar. come? Il movimento no radar che Il fu un movimento movimento no radar. E vittorioso. vorrei, Cristiano, ricordare che quei radar venivano comprati dalla Guardia di Finanza in Israele. Erano radar prodotti dal complesso militare industriale israeliano e che erano già stati sperimentati sulla pelle del popolo palestinese a Gaza e in West Bank. Ecco, quel movimento che riuscì a imporre che la Sardegna non diventasse una selva di radar israeliani puntati contro le sorelle e i fratelli migranti che dal sud del Mediterraneo tentano di salvarsi dei crimini che l'imperialismo ha prodotto in quel continente, io credo che quel movimento Lone Wolf ha imparato tantissimo in termini di organizzazione. Ricordo benissimo il ruolo delle donne all'interno del movimento No Radar della Sardegna, e non è un caso che furono le mamme No Muos in Sicilia, forse l'esperienza più interessante. Consentimi, abbiamo un grande debito con un compagno che sicuramente è conosciuto in tutta la Sardegna, penso al fisico Massimo Coraldo, che si è speso veramente in prima persona insieme al professore Massimo Zucchetti del Politecnico per dimostrare la totale insostenibilità ambientale e i pericoli per l'umanità e per il traffico aereo delle onde elettromagnetiche emesse da quel sistema. Perché, Cristiano, stiamo ovviamente ponendo il problema di quanto le basi, di quanto i territori vadano verso la guerra e spingano l'uomo verso l'umanità, ma attenzione che l'impatto socio-ambientale di queste infrastrutture è veramente devastante. Del resto non sarà un caso che oggi una delle sindrome che più ha colpito l'umanità, le forze armate, i volontari, la popolazione civile, eccetera, ha preso il nome di una realtà sarda, Salto di Quirra. La sindrome di Quirra oggi è la sindrome di chi si avvelena di uranio impoverito. Quell'uranio che fu sperimentato per la prima volta nei poligoni sardi e che oggi che poi è stato utilizzato di volta in volta durante la prima guerra del Golfo contro gli iracheni, soprattutto in ex Jugoslavia, bombardando il Kosovo, bombardando la Serbia, eccetera. Ecco, non sarà un caso che non lo hanno chiamato la sindrome di Pristina, ma l'hanno chiamato sindrome di Quirra perché proprio la patria e il laboratorio sperimentale di questa bomba disumana è stata purtroppo il territorio sardo. Sì, io andrei un attimino su una questione che mi sta preoccupando almeno altrettanto rispetto a quelle che abbiamo trattato fino adesso, cioè ai tentativi di arruolamento delle coscienze, perché sicuramente avrai letto del sondaggio che è stato fatto, è stato realizzato, dove è venuto fuori che un italiano su due sarebbe disponibile ad arruolarsi in caso di estrema necessità, eccetera. Dal mio punto di vista, siamo già dentro la war game, siamo già dentro la psycho war, cioè la guerra psicologica. E da sardo sono molto preoccupato perché noi abbiamo una memoria. In sardo c'è un modo di dire che recita così: sabaten memoria, cioè l'acqua tiene la memoria, cioè una memoria non individuale ma una memoria collettiva. Bene, noi sardi sappiamo che cosa significa l'arruolamento di massa, perché abbiamo pagato un prezzo devastante per la prima guerra mondiale. Abbiamo avuto una media del 13, quasi 14% di caduti, altissima rispetto al resto del Regio
esercito, i sardi venivano usati, come disse Gramsci, come carne da cannone di un qualunque Kornilov. Ecco, quindi io, insomma, penso che in una società post-storica come quella europea, ehm, adesso ci siano grandissimi problemi ad arruolare le coscienze delle nuove della famosa generazione Erasmus, no, che comunque è basata sull'edonismo, sull'individualismo, ehm, insomma, sì, anche le persone che poi in qualche modo parteggiano idealmente per la supremazia dei valori, occidentali, e quindi sulla necessità del riarmo, poi di fronte ad una guerra io ho molti dubbi che vogliano poi effettivamente andare a combattere. Bene, di fronte a questo io penso che, in Europa ci sarà la ricerca di vere e proprie sacche di arruolamento, perché si andrà a pescare ovviamente nelle sacche più povere, esattamente come è stato rimproverato a Putin, o esattamente come facevano gli americani con la guerra del Vietnam, che mandavano, afroamericani, messicani, eccetera. Quindi io insomma, anche qua faccio il mio appello perché i sardi non sono più arruolabili. Non penso e non voglio che nessun cittadino europeo sia arruolabile, ma da sardo dico che abbiamo già pagato un prezzo di sangue altissimo per delle guerre che non sono mai state svolte nell'interesse nostro e non sono mai state guerre difensive, perché voglio sottolineare che l'esercito italiano mai nella sua storia è entrato in guerra per guerre difensive, guerre di difesa territoriale, nazionale, ma sempre per guerre di aggressione. Ecco, io vorrei che fosse chiaro questo messaggio: i sardi non sono in guerra con nessuno, e da questo punto di vista, siccome anche tu sei un insegnante, anch'io sono un insegnante, fra l'altro tu mi hai dato solidarietà, io ti ringrazio tantissimo, anni fa, quando ricevetti una interrogazione parlamentare perché organizzai nella mia scuola ad Olbia, nella mia scuola di allora, un dibattito organizzato dal collegio docenti Sardigna terra de bombas e cannones, e ricevetti un'interrogazione parlamentare con richieste, cioè con richieste insomma, altissime, di licenziamento, addirittura fu chiesto la mia testa, il mio licenziamento, e tu mi hai dato solidarietà, perché sei stato sempre impegnato nella lotta contro la militarizzazione delle scuole, perché attraverso la scuola, le scuole, passa questo messaggio. Quindi ti volevo chiedere, ma cosa possiamo fare? Cosa fai? Cosa si può fare ancora di più per impedire che le nostre scuole, che dovrebbero essere proprio il luogo della pace, della democrazia, della difesa dei valori della pace e della diplomazia e della convivenza pacifica fra i popoli, non si trasformino in caserme, in casematte della militarizzazione? Beh, Cristiano, purtroppo è un dato di fatto. Siamo in guerra, c'è uno stato di guerra, c'è una società in guerra, un'economia di guerra, una produzione di guerra. Ovviamente il luogo della formazione delle coscienze, della formazione del consenso ai modelli sociali, economici, eccetera, non può non essere la scuola, non può essere il mondo accademico. Per cui era evidente che per oleare un sistema funzionale alla guerra, le forze armate, il complesso militare industriale dovessero investire enormi risorse umane, finanziarie, eccetera, per penetrare e occupare il sistema didattico scolastico, produrre una pedagogia funzionale alla guerra, funzionale all'autoritarismo, funzionale all'accettazione passiva, all'obbedienza cieca, al signor sì. Uno Stato che è in guerra, uno Stato che va alla guerra, ha bisogno, lo dicevi poco fa, di carne da cannone. Perché se è vero che oggi le guerre si fanno con tecnologie sempre più sofisticate, con tecnologie ultramiliardarie, l'intelligenza artificiale, i droni, quello che sentiamo dire per giustificare sempre più gli investimenti finanziari, ma le guerre si fanno con i corpi e i corpi devono essere giovani e forti. Ed allora è per questo che non potevano non pensare di utilizzare la scuola come luogo di formazione del consenso ai processi militari, del consenso alla legittimazione e alla normalizzazione del modello di guerra. E quello che mi dispiace è che questo processo, che non è un processo di oggi, perché oggi c'è
la guerra russo-ucraina, c'è i crimini di Israele contro il popolo palestinese, il genocidio, eccetera. No, è un processo che è stato, perlomeno nel nostro paese, avviato una ventina di anni fa, che pertanto ha riguardato tutti i governi che si sono alternati alla guida di questo paese, indipendentemente. Oggi abbiamo un governo fascio-leghista, che per cui ovviamente ha il compito di rivedere la storia, di legittimare il ventennio fascista e quel modello culturale, ma è un governo che aggiunge un tassello a un processo che è stato avviato anche da governi di centrosinistra. Quello che mi dispiace è che questo processo, oltre ad aver visto un trasversalismo e un'unitarietà di intenti, sia stato profondamente sottovalutato anche da quelle realtà, da quei pezzi di mondo di sindacale, della scuola, di genitori, di insegnanti, con la loro preparazione, capacità, attenzione rispetto al mondo giovanile, che hanno con totale disattenzione. Per cui oggi capita che veramente non c'è un giorno che non ci sia una scuola di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia a bambine e bambini di 3 anni, sino alla scuola secondaria di secondo grado, che non sia palcoscenico, che non sia laboratorio di questo processo di militarizzazione dell'istruzione. La domanda è, Cristiano, cosa fare? Beh, intanto se il quadro oggettivamente è catastrofico, e ti assicuro che lo vivo con estrema sofferenza, non soltanto come attivista, ma come insegnante, ecco, io partirei da un aspetto positivo. L'aspetto positivo è che, nonostante questo processo sia stato globale, sia stato totale, sia stato invasivo, poi alla fine questi grandi effetti. Tu hai raccontato di questa cosa di un italiano su due, però Cristiano, non ci prendiamo in giro. Oggi ne è uscita una in Germania. 2 tedeschi su 3 sono d'accordo a mettere un ombrello nucleare europeo a difesa dell'autonomia europea. Per cui oggi scopriamo che in Germania sono diventati tutti filonucleari. Ecco, allora io non credo, mi sa che queste narrazioni sono funzionali per legittimare, convincere che c'è un grande consenso. Io questo consenso non ce lo vedo, non lo vedo soprattutto nelle nuove generazioni che, nonostante il bombardamento intensivo finalizzato a farne dei signor sì ciechi all'obbedienza e al sacrificio, ecco, io per fortuna non vedo questi effetti. Non li vedo probabilmente perché all'interno delle scuole, nonostante questo processo, esistono ancora anticorpi che garantiscono che la scuola mantenga la reale funzione, identità, che è la formazione dell'individuo e della società, nella prospettiva che l'individuo e la società abbiano un futuro. Cristiano, noi stiamo a scuola con i minori perché siamo convinti che questi minori diventeranno adulti. Sacrifichiamo le nostre ore, sacrifichiamo affetti, sacrifichiamo momenti importanti perché siamo convinti che stiamo operando con quelli che ci sostituiranno domani, con quelli che daranno forza all'esistenza dell'umanità. Se la scuola diventa laboratorio di morte, nega se stessa. È una scuola che ha deciso che non c'è futuro per l'umanità, che non ci sono le condizioni perché l'umanità possa avere sopravvivenza, per cui è una non scuola, è un non luogo, nega se stesso. Però per fortuna gli anticorpi ci sono, prova ne è che le mobilitazioni in quest'anno di opposizione alla guerra, di solidarietà col popolo palestinese, hanno visto proprio le nuove generazioni, quei ventenni, diciottenni, eccetera, che hanno subito da quando hanno 3 anni il tentativo di lavaggio, di controllo delle coscienze. Controllo le coscienze cristiano perché nella guerra psicologica si parla espressamente di controllo della coscienza e di controllo della mente. Io credo che, nonostante il processo di autoritarismo selvaggio subito dal modello scolastico, ancora spazi di agibilità politica, di agibilità democratica per impedire che la scuola diventi veramente il luogo della formazione di caserma per spedire poi questi ragazzi magari nella pianura in Ucraina e farsi massacrare. Ecco, io credo che ancora ci sono. Noi abbiamo ancora i collegi dei docenti, abbiamo i consigli di classe, abbiamo gli organi collegiali che, per quanto siano stati progressivamente esautorati nella funzione della collegialità,
ancora mantengono dei paletti. Non ci possono essere iniziative a scuola senza che gli organi collegiali, consigli di classe, consigli di istituto e collegi di docenti li approvino, le discutano e li approvino. Purtroppo l'Osservatorio sulla militarizzazione delle scuole e università, questa entità sorta da 2 anni, ha evidenziato come il 90-95% di queste attività non sono mai state discusse, non sono mai passate dai collegi. Quella c'è già una violazione di legge. I docenti, gli studenti e i genitori hanno gli strumenti per dire no, io non ci sto, io non ci sono. La dissuasione, l'obiezione di coscienza è un elemento che deve diventare fondamento anche del modello educativo politico, e le scuole devono tornare a essere il luogo in cui le studentesse e gli studenti vengono formati all'educazione politica. E l'educazione politica è: io penso con la mia testa e ho il diritto che il resto della società rispetti quello che penso. Ecco, la scuola deve tornare esattamente a essere il luogo in cui promuovi il rispetto dell'autonomia di pensiero, della creatività individuale, un luogo protetto, e torni a essere il luogo in cui le nuove generazioni si riconoscono e riconoscono come il luogo dove possono tornare a sentirsi attori, protagonisti, non meri esecutori. Il luogo dove si ricostruiscono affettività, si ricostruiscono socialità, si costruiscono identità individuali e collettive. Invece la scuola è stato il luogo proprio, soprattutto negli ultimi 20 anni, funzionale alla logica di guerra, esattamente per punire qualsiasi pensiero altro che non sia quello dell'accettazione dei luoghi comuni e delle false narrazioni che il capitale del sistema vuole imporre, ovviamente in funzione alla guerra. Sì, oltre agli organi che citavi tu, ci sono anche l'RSU. Io sono per esempio RSU nella mia scuola, con un sindacato che non si perde mai una manifestazione contro la guerra, che sono i Cobas Scuola Sardegna. Io farei un invito a tutti i docenti di iscriversi a questo o a altri sindacati che pongono al centro della questione la pace e l'argine a che le scuole diventino centri di reclutamento delle coscienze, per poi diventare centri di reclutamento dei corpi, come giustamente dicevi tu. Quindi insomma ancora gli strumenti della democrazia li abbiamo, ancora abbiamo i nostri giornali. Insomma sono contento di inaugurare il primo podcast che realizzo con da intervistatore, diciamo così, con te per questo nuovo giornale sardo, perché abbiamo un grande bisogno, oltre che di scuole libere, anche di media liberi. Quindi Indipendente cioè ti ospiterà quando vorrai, quando avrai piacere sarai sempre il nostro ospite, quindi possiamo rimanere anche per una piccola rubrica, ovviamente senza impegno e senza insomma a periodica, però quando abbiamo voglia, quando hai voglia, quando c'è bisogno, questo è, diciamo così, un luogo in cui possiamo ritrovarci per anche soltanto per scambiare delle idee, scambiare delle informazioni, che poi è la base di quel tessuto connettivo, collettivo e organico alla pace e all'autodeterminazione degli individui e dei popoli. Perché se i popoli non si autodeterminano nella pace, nella cooperazione, i valori che insomma i nostri governi sbandierano come superiori diventano carta straccia, perché la democrazia senza cooperazione, senza pace non è democrazia. La democrazia si difende in primo luogo con la cooperazione, con la pace, e senza sottomettere altri popoli alla propria presunta superiorità. Questo è un punto fondamentale che insomma noi di Indipendente teniamo fermo. Allora io ti ringrazio tantissimo Antonio, è stato veramente un piacere. So che il tuo tempo, insomma, so che hai tantissime cose da fare, quindi ti ringrazio per il regalo di averci No, regalato la cosa Cristiano, ringrazio voi più veramente, preziosa che hai. massima disponibilità per il futuro, guarda, Cristiano. Allora, a prestissimo, e come diciamo noi, a innantisi.